protesta degli addetti del comparto pesca e rappresentanti delle istituzioni. Da Chioggia a Venezia con i pescherecci, la riduzione dello sforzo pesca è una minaccia per la sopravvivenza di migliaia di famiglie, la denuncia. AstraZeneca, nuove indicazioni della regione alle ULS, richiami per gli under 60 solo con Pfizer e Moderna, sono 36.000 le persone interessate, dice Zaia. Aspettiamo chiarimenti dal commissario Figliuolo e dal ministro Speranza sulle nuove forniture di Moderna e Pfizer, spiega l'assessore regionale Lanzarino dopo le nuove indicazioni su AstraZeneca. I piccoli imprenditori a cui sono stati versati i ristori li restituiranno sotto forma di tasse, lo rivela dati alla mano l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il vice sindaco Tomaello fa il punto sul programma dei lavori per ospitare allo Stadio Penzo tutte le partite casalinghe del Venezia Football Club, neopromosso in Serie A. Successo della mobilitazione messa in campo da oltre 30 associazioni del territorio per liberare Venezia dall'invasione della plastica. Ottimo il risultato raggiunto, ma anche un segno di attenzione per il futuro. Vigilia del 13 giugno, festa di Sant'Antonio di Padova, ultimi preparativi per accogliere i pellegrini nel sagrato della Basilica. Media Nord-Est pronta a trasmettere tutta la giornata in diretta su Rete Veneta a partire dalle 5:25 del mattino. Buonasera, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la protesta del mondo della pesca. Oggi è andata in scena in laguna contro le nuove norme provenienti dall'Europa. Un gruppo di motonavi e pescherecci delle marinerie venete con rappresentanze anche di altre regioni si è ritrovato alle Zattere per lo sciopero nazionale della pesca promosso dal coordinamento dei pescatori dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, che ha coinvolto tutte le marinerie. Capofila quella di Chioggia, che già a dicembre aveva fatto risuonare le sirene dei propri pescherecci per contrastare uno scenario catastrofico per la blue economy italiana e locale. Oggi siamo qui per manifestare per il futuro della pesca italiana, per salvare la pesca dell'Alto Adriatico come mercato ittico, come comune di Chioggia, come tutta la filiera dell'ittico. È a rischio il lavoro di oltre 2000 aziende del distretto ittico per un fatturato di 1 miliardo di euro. Dobbiamo fare qualcosa, la normativa europea è una normativa che non può applicarsi qui e dobbiamo salvare la pesca e per questo manifestiamo a Venezia. A bordo del peschereccio giunto da Chioggia anche rappresentanti politici locali e lavoratori del settore per lanciare questo chiaro messaggio in difesa della pesca. La riduzione dello sforzo pesca nel Mediterraneo e anche in Alto Adriatico, prospettata dalla Commissione europea, è una concreta minaccia per la sopravvivenza di migliaia di famiglie, dicono, e toccherà anche il settore gastronomico e quello turistico. Siamo fortemente contrari perché questo significherebbe la distruzione di un settore così importante non solo per Chioggia, per l'economia nostra, ma soprattutto anche per l'economia nazionale. Siamo a favore della tutela ambientale, esistono altri modi per tutelare il mare e la sua fauna, ma non di certo con una politica della restrizione vecchia che andava bene forse negli anni 90, ma oggi dobbiamo essere più incisivi. C'è poi il caos AstraZeneca con la regione del Veneto che ha diramato nuove indicazioni alle ULS del territorio, comprese quelle veneziane, sui richiami per gli under 60 che saranno trattati con Pfizer e Moderna. Sono 36.000 le persone interessate in tutto il Veneto. Questo il punto di Zaia. Tutti i richiami AstraZeneca sotto i 60 anni non verranno fatti con AstraZeneca ma con Pfizer e Moderna. Quanto valgono questi? Valgono circa 36.000 dosi, 36.072 dosi. Quindi io comunico che noi già dalla mezzanotte di questa notte, di oggi, abbiamo dato disposizione a tutti i direttori generali di somministrare sotto i 60 anni per la seconda dose solo vaccini ad RNMA, quindi Pfizer e Moderna.
L'indicazione diramata a tutte le ULSS del Veneto è chiara e recepisce a strettissimo giro di posta le nuove raccomandazioni del CTS, destinatari tutti quegli under 60 ai quali in una prima fase era stato somministrato AstraZeneca, quando a consigliarlo erano le stesse autorità regolatorie. In termini operativi c'è una campagna vaccinale da ricalibrare ancora una volta. Pesa molto anche perché considerate che sono tutte dosi che noi abbiamo programmato in maniera molto puntuale, in maniera tale da essere performanti nella vaccinazione. Dovremmo recuperare 36.000 dosi. Ho parlato questa mattina, già alle 7 di questa mattina, col generale Figliuolo. Ovvio che la situazione del Veneto è una situazione che poi si protrae e si estende a tutta Italia, perché eliminando sotto i 60 anni AstraZeneca e Johnson & Johnson il problema c'è. E il problema c'è soprattutto in prospettiva proprio per i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Purtroppo mi tocca dire avevo ragione quando da mesi sto dicendo che andavano su un binario morto. Stanno andando su un binario morto perché noi sostanzialmente avremo delle seconde dosi per gli over 60, per chi ha più di 60 anni, e dopodiché AstraZeneca e Johnson & Johnson per me sono vaccini che tra qualche settimana non serviranno più. In Veneto però il caos AstraZeneca che si sta consumando a livello europeo riguarda solo i richiami. Già a inizio primavera infatti la regione aveva stoppato l'uso del siero anglo-svedese per gli under 60, scelta che Zaia ha rivendicato pubblicamente anche oggi nel corso di una inaugurazione a Vittorio Veneto. Che se avete meno di 60 anni in Veneto è impossibile che vi facciano AstraZeneca. Quindi avete capito che... No, ma ve lo dico ragazzi. Siccome vi siete divertiti per mesi a guardare le tabelline e vedere chi era più bravo a far vaccini, adesso avete capito perché noi avevamo più magazzino degli altri, perché io ho proibito che facessero AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni. In Veneto non è accaduto. È accaduto quando la raccomandazione dell'AIFA diceva fatelo obbligatoriamente sotto i 55 e poi sotto i 50. A un certo punto aprile hanno detto no, fermi tutti, fatelo sopra i 60. A quel punto noi abbiamo detto basta. Zaia, che stamattina a Vittorio Veneto si è espresso anche su una questione veneziana, quella delle aggressioni sui vaporetti a CTV. Ci vuole pugno di ferro, nel senso che io penso che sia inammissibile che accadano atti di violenza o atti di non rispetto della legge. Io sono una persona per un approccio kantiano su tutto, però non è che possiamo continuare a porgere l'altra guancia. Io penso che le norme debbano essere inasprite se non si trovano soluzioni tali per cui si possa risolvere il problema. Ecco, queste le dichiarazioni quindi sul caso delle aggressioni, ma ritorniamo a parlare di vaccini perché la questione è caldissima e sul tema interviene anche l'assessore regionale alla sanità Lanzarin. Già ieri sera avevamo dato indicazioni di sospendere per quelli che avevano meno di 60 anni e dovevano fare la seconda dose, se c'erano delle prenotazioni oggi, domani, dopodomani di sospendere. E poi avremo atteso la circolare. La circolare è arrivata questa notte, noi l'abbiamo trasmessa ai direttori generali alle 4:30 di questa notte e poi stamattina appunto nel confronto abbiamo dato indicazioni che erano le stesse che noi avevamo già dato di ieri. La riorganizzazione della macchina vaccinale del Veneto è iniziata già durante la notte dopo le nuove indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulle somministrazioni di AstraZeneca per gli under 60. In Veneto sono 36.000 i cittadini che hanno fatto la prima dose con il siero svedese e che ora dovranno ricevere il richiamo con Pfizer o Moderna, tenendo conto che la circolare del ministro Speranza evidenzia come la seconda dose sia da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima. È chiaro che ci saranno dei disservizi perché io adesso mi immagino che ci saranno delle persone che avevano l'appuntamento per fare la seconda dose di AstraZeneca in questi giorni, però ci sono poi le altre persone che si sono prenotate con il portale perché abbiamo aperto a tutte le categorie, quindi dai 12 anni in su, e quindi o li facciamo da una parte o dall'altra parte. La Regione attende in settimana chiarimenti dal ministro Speranza e dal commissario Figliuolo. Perché dovrebbero aumentarci le forniture di Pfizer e Moderna e a un certo punto non ci dovrebbero più arrivare forniture di AstraZeneca e Johnson, perché sennò altrimenti rimangono lì. Noi già oggi abbiamo in magazzino 142.000 dosi di AstraZeneca e 84.000 dosi di Johnson & Johnson. Abbiamo
parecchie seconde dosi da fare per le persone che hanno più di 60 anni, quindi l'AstraZeneca che abbiamo insomma lo consumiamo, però per il futuro credo che questo vaccino è un vaccino che non ha più senso insomma che ci venga fornito. La cronaca ci porta in via Tasso a Mestre per l'arresto di un pusher. La polizia ha arrestato 2 cittadini tunisini di 27 e 29 anni per spaccio di stupefacenti. Uno è stato fermato al parco con l'eroina, l'altro si trovava nell'appartamento dove nascondevano altra droga. Gli agenti stavano monitorando la zona di via Tasso quando l'incontro tra 2 persone li ha insospettiti, portandoli a bloccarli immediatamente. Lo spacciatore ha tentato di fuggire senza però riuscirci. Il cliente, italiano, è stato trovato con un grammo di eroina appena acquistata per 50 euro. Una volta a casa dello spacciatore, la polizia ha trovato un calzino di spugna con 8 involucri di nylon all'interno contenenti circa 23 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e 600 euro in contanti. Nascosto in camera da letto sopra l'armadio c'era anche un coltello da cucina con evidenti segni di riscaldamento, utilizzato per la divisione dello stupefacente. L'economia, nuovo studio della CGIA di Mestre. I piccoli imprenditori cui sono stati dati i ristori li restituiranno sotto forma di tasse. Se con una mano ti danno i contributi a fondo perduto e con l'altra se li riprendono tutti indietro attraverso le tasse, per lo Stato non cambia nulla, ma per tantissime piccole attività la situazione economica peggiora enormemente, alimentando tra gli imprenditori il sospetto di aver subito l'ennesima beffa. Questo è quanto rilevato dall'ufficio studi della CGIA. In sintesi, con i 2 decreti sostegni approvati nei mesi scorsi, il governo sarà chiamato a erogare a imprese e partite IVA 21 miliardi e 400 di contributi a fondo perduto. Per contro, le attività economiche verseranno all'erario quasi 19 miliardi di euro entro la fine di giugno per onorare le scadenze previste dal calendario fiscale. Questo significa che se molti titolari d'azienda riceveranno pochi aiuti e in ritardo, dovranno poi restituirli al mittente, cioè allo Stato, per pagare acconti e saldi di tasse varie. Oltre il danno la beffa. Se verosimilmente gli aiuti dei 2 decreti sostegni verranno bruciati per onorare le scadenze fiscali del solo mese di giugno, la CGIA torna dunque a ribadire la necessità di un azzeramento del carico fiscale per l'anno in corso. Questo taglio generalizzato di tasse e imposte erariali infatti costerebbe al fisco tra i 28 e i 30 miliardi di euro. Una stima calcolata ipotizzando di consentire a tutte le attività economiche con un fatturato al di sotto del milione di euro di non versare per l'anno in corso IRPEF, IRES e IMU sui capannoni. Queste piccole aziende, in attesa della tanto agognata riforma fiscale, dovrebbero comunque versare le tasse locali, in modo tale da non provocare ulteriori problemi di liquidità a sindaci e governatori. Con un fisco più leggero, nella seconda parte dell'anno potrebbero operare con meno ansia, meno stress e più serenità. Parliamo adesso di una figura che sarà introdotta nel breve periodo, quella dell'infermiere di famiglia. Proprio dagli infermieri della provincia di Venezia arriva un appello. Lo scoppio della pandemia e la situazione attuale hanno fatto emergere la necessità di rivedere i modelli di assistenza territoriale e tra questi c'è l'istituzione dell'infermiere di famiglia e di comunità, che però secondo l'Ordine degli Infermieri di Venezia dovrebbe avere un coordinamento unico tra le aziende sanitarie, ma al momento c'è ancora confusione in merito. Ogni singola azienda deve ancora chiarire quali siano i criteri dati dalla conferenza Stato-Regioni per dar vita a un modello assistenziale territoriale che non sia, che sia uguale per questa figura che sta nascendo degli infermieri di famiglia. La confusione si genera anche in quelli che sono i percorsi formativi. Manca un coordinamento tra i diversi contesti, quindi le università non vengono sempre coinvolte nella progettazione formativa e ricordo che l'acquisizione delle competenze è un requisito principe e irrinunciabile affinché possa esserci un ruolo riconosciuto anche riconosciuto a tutela del cittadino. L'appello va in particolare alla Regione. Cercare di uniformare quanto prima quelle che siano
le competenze degli infermieri di famiglia sul tema, affinché non vi siano deformità sulle attività che questi poi andranno a svolgere. Il vice sindaco di Venezia e assessore allo sport Andrea Tomaello fa il punto sul programma dei lavori per ospitare allo stadio Penso di Sant'Elena tutte le partite casalinghe del Venezia neopromosso in Serie A. Sentiamo quali sono le principali novità. Scendere in campo allo stadio Pierluigi Penso di Sant'Elena fin dalla prima partita casalinga del prossimo campionato di Serie A. Il club arancione-verde, all'atto di iscrizione, dovrà necessariamente indicare come scelta formare un altro stadio, in attesa di ottenere la deroga, come campo di gioco probabilmente il Mazza di Ferrara, ma l'obiettivo del vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Venezia punta alto ed è ben chiaro. L'obiettivo nostro, di tutta l'amministrazione, è comunque fare in modo che il Venezia Calcio giochi a Venezia. Servono un po' di tempo per cercare di sistemare lo stadio, per poter avere la deroga, quindi ampliare le tribune e fare altri piccoli lavori interni allo stadio, ma l'obiettivo è quello di fare presto e fare in modo che non si giochi neanche una partita fuori casa. Il Venezia Calcio l'abbiamo già incontrato e abbiamo manifestato la nostra massima disponibilità come assessorato, come amministrazione, a collaborare e cercare di fare di tutto affinché i lavori procedano anche in questo periodo estivo e si possa iniziare il campionato con lo stadio Penso pronto. Sul Penso rimesso a nuovo per la Serie A, il Venezia è pronto a investire 3 milioni di euro, 100 giorni per fare i lavori che sono già partiti per quanto riguarda l'impianto di illuminazione. L'impianto di illuminazione, che era già oggetto di una convenzione stipulata qualche settimana fa, insomma i lavori sono già partiti e stanno procedendo. Poi bisognerà intervenire sulle tribune per ampliare 10-12 mila i posti e poi tutta una serie di lavori, ma insomma penso che il lavoro più grande sarà sulle luci e sulle tribune. Rimaniamo a Venezia per parlare del successo della mobilitazione messa in campo da più di 30 associazioni del territorio per liberare la città dalla plastica. Anche Venezia risponde all'appello in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente ad impegnarsi per una città più pulita, sostenibile e soprattutto libera dalla plastica che troppo spesso invade le nostre coste, mare, lagune e spiagge. L'associazione Onlus Venice Lagoon Plastic Free, come spiega il direttore Mauro Poretto, ha organizzato una giornata di clean-up, di pulizia, cui hanno partecipato 31 associazioni e tanti volontari. Complessivamente sono state raccolte più di 3 tonnellate di rifiuti. Vogliamo festeggiare questa giornata mondiale dell'ambiente anche cercando di togliere un po' di marine litter, di rifiuti marini che inquinano le nostre coste, le nostre isole, la nostra laguna. E opereremo non solamente a Venezia, al centro storico, ma ci dedicheremo anche a quelle zone meno frequentate. Soddisfatto anche il presidente dell'associazione Gerardo Toso, che segue i progetti stanziati dalla Commissione europea all'interno del programma Horizon 2020. È una realtà totalmente veneziana, assieme a una trentina di associazioni di volontariato sempre veneziane, organizzano un clean up esteso in tutta la laguna di Venezia e anche nell'entroterra per festeggiare la giornata mondiale dell'ambiente, raccogliendo, come facciamo tutti gli anni, tanta plastica e tanta spazzatura. Prima uscita di Dondolo, la mascotte di Avis realizzata nell'ambito del concorso di idee per lo sviluppo delle comunità sostenibili, nata dalla collaborazione di tutti i partner del progetto, in particolare dalla riflessione e dalla creatività dei ragazzi delle scuole superiori. Presenti all'evento anche i volontari dell'associazione Asperger Veneto, che insieme ad Avis e Radio Ca' Foscari da settembre farà un programma dedicato al dono. I ragazzi con la sindrome di Asperger andranno in radio a parlare dell'importanza del donare. L'idea è nata proprio da un ragazzo con questa sindrome che si è laureato a Ca' Foscari.
Vigilia del Santo, vigilia di Sant'Antonio, festa del Santo per antonomasia, ultimi preparativi per accogliere i pellegrini nel sagrato di Padova e ultimi dettagli anche tecnici per la squadra di Media Nord-Est, pronta a trasmettere tutta la giornata in diretta a partire dalle 5:25 del mattino su Rete Veneta. Un lavoro di squadra dall'alba sino al tramonto, a partire dalle 5:25 del mattino, per seguire con voi il momento in cui Padre Oliviero Svanera aprirà il portone della Basilica per far entrare i primi pellegrini. I frati del Santo, custodi delle spoglie mortali di Antonio da Padova, si preparano a vivere un altro 13 giugno in tempo di pandemia, ma anche di rinascita. La squadra di giornalisti e tecnici del network Media Nord-Est è pronta a raccontare Sant'Antonio che cura le ferite, apre il cuore e lo spirito, benedice con una diretta che partirà proprio dall'apertura delle porte della Basilica e vi condurrà man mano lungo tutta la giornata. Protagonista lui, Sant'Antonio, la devozione e la fede del suo popolo che si esprime nel cero acceso, nel giglio, il fiore del santo, nelle preghiere silenziose con la mano posata sulla tomba. Una giornata scandita dal ritmo delle celebrazioni, dei racconti di frati e devoti, da momenti che resteranno nella storia. Il primo sarà il ritorno al santo della reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita e venerata dal 1652 nella Basilica della Salute a Venezia, che dopo 369 anni tornerà a Padova, dove per 7 giorni resterà sull'altare maggiore della Basilica. Nel pomeriggio la peregrinazio della statua del santo lungo le vie della sua città, con la benedizione di luoghi simbolo. Chi non potrà seguire la messa in Basilica lo potrà fare dai maxi schermi allestiti nel chiostro del noviziato e sul sagrato, dove sarà trasmessa la diretta di Rete Veneta. Per tutto il giorno sarà aperto il sito 13giugno.org e sarà possibile sostenere il progetto della Caritas Antoniana, che quest'anno ha scelto di aiutare i bambini di strada del Burkina Faso. Una giornata straordinaria quindi che trasmetteremo in diretta su Rete Veneta a partire dalle 5:25 del mattino. Da Venezia e dalla provincia è davvero tutto anche per questa sera, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Dopo tutta una settimana segnata da condizioni variabili, nel weekend l'anticiclone riuscirà a espandersi, mettendo fine a temporali e aprendo una fase più stabile. Vediamo dunque la situazione nel dettaglio. Sul Veneto, situazione di domenica 13 giugno decisamente buona, tanto sole un po' su tutti i settori della nostra regione, con il cielo che sarà sereno e sgombro da nubi, salvo per occasionali addensamenti ma del tutto innocui. Clima caldo con valori sopra la media del periodo, temperature minime tra 17 e 22 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, ampio soleggiamento, cielo limpido o velato e senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto ovunque con tanto sole, salvo per isolati annuvolamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.